Grazia Deledda è la scrittrice sarda più conosciuta al mondo, l'unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura. A lei sono dedicate strade, piazze, monumenti, scuole, parchi, opere teatrali e cinematografiche e una bibliografia ricchissima. Grazia Deledda è senza dubbio una delle figure più note e amate della Sardegna, capace di portare la sua scrittura, le sue storie e i suoi protagonisti in tutto il mondo. Nata a Nuoro nel 1871 da Giovanni Antonio Deledda e Francesca Cambosu, quinta di 7 fratelli di una famiglia benestante, Grazia ha avuto lo straordinario merito di affermare il suo talento letterario in un mondo che all'epoca lasciava poco spazio alle donne. Il fatto che una donna, una ragazza, scrivesse era considerato immorale. E infatti tra le lettere che pubblico ce n'è anche una che ho trovato a Sassari, scritta ad un'amica di quel periodo, quando aveva 18 anni, quindi, in cui lei rivendica l'importanza d'essere scrittrice, la sua scelta di voler diventare scrittrice, e ribadisce che non c'è niente di immorale in questo, anzi. E questo mi sembra un atteggiamento coraggioso in una situazione in cui le donne, la maggior parte delle donne erano completamente analfabete, e quindi lei ha compiuto un gesto rivoluzionario in quell'ambiente. Lei praticamente vive in un mondo in cui una donna che studia, una donna che vuole scrivere e una donna pubblica. E attenzione, perché il termine donna pubblica ha doppio senso. È una donna pubblica, quindi una donna non seria. E Grazia Deledda che cosa fa? Lo scrive in Cosima, va a visitare una cumbessia e a compiere uno di quei rituali in fondo legati alla Sardegna arcaica, che sprofondano nei millenni. Si porta penna e calamaio, mettendoli in una ciabatta perché non si rovescino, e in una nicchia di queste casettine primitive mette gli strumenti del suo lavoro, compiendo una grandissima trasgressione. Era molto più trasgressivo portarsi una penna in quella situazione che intrecciare un rapporto amoroso durante le feste, perché questo fatto era abbastanza accettato, visto che durante i novenari si viveva abbastanza in promiscuità. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così.